Le origini della privatizzazione, come in tutte le nostre leggi, le leggi italiane che vengono strutturate, anche la privatizzazione dell'acqua all'inizio è sembrata qualcosa che non stava accadendo. Cioè c'era un articolo, la prima legge, la Galli, che è quella che sembrava anche un'ottima legge, no? Sembrava un'ottima legge, quasi un testo unico. Poi si sono succedute tutta una serie di altre norme, piccole norme, un articolo inserito in un testo unico degli enti locali, un articolo inserito nel testo unico del codice ambiente, per cui piano piano poi si è creato invece questo un mostro giuridico che ha portato alla situazione attuale. Partiamo dalla legge Galli. Allora, la legge Galli, io vado in fretta perché qua pure aveva degli aspetti positivi, nel senso che all'inizio diceva che stabiliva che la proprietà dell'acqua era pubblica e salvaguardava l'acqua come un patrimonio ambientale e dava priorità al consumo umano, al consumo dell'uomo rispetto a quello agricolo, ma soprattutto a quello industriale. Voi sapete bene cosa vuol dire l'utilizzo dell'acqua, non dico in agricoltura, perché secondo me quello è importante e si possono trovare e si devono trovare i sistemi di irrigazione, ma soprattutto invece lo spreco enorme che viene utilizzato nell'industria, in qualsiasi industria. Se parliamo poi, giusto per collegarci all'altro referendum, su quello del nucleare, capite bene cosa vuol dire l'utilizzo dell'acqua per il raffreddamento che viene utilizzato per il raffreddamento. Vengono poi inserite la definizione del servizio idrico integrato e l'introduzione degli ambiti territoriali primari, i famosi AMO, che teoricamente dovrebbero essere derivare da studi tecnici e poi garantire il massimo dell'efficienza. Però qua si fermano gli aspetti positivi della legge, di cui soprattutto nella parte dei principi sono rimasti, non sono stati mai attuati. Cioè una legge dà dei principi, questi principi sono state le ultime cose che di questa legge ha interessato qualcuno. Viene inserita la famosa full recovery cost, per una bella parola inglese, che nient'altro vuol dire che la copertura dei costi attraverso la tariffa. Adesso voi capite che una copertura dei costi solo ed esclusivamente attraverso una tariffa vuol dire che queste sono tariffe che aumenteranno, perché il costo della tariffa verrà determinato se io faccio delle infrastrutture, se io devo portare l'acqua da un posto verso l'alto, devo utilizzare delle particolari tecniche che costano. Tutto questo viene scaricato nella tariffa e questo a questo punto, invece di utilizzare, come dire, la fiscalità generale, poi ne parlerò quando si parlerà un po' farò un cenno alla legge di iniziativa popolare, se io faccio scaricare tutto sulla tariffa, questa tariffa sarà una tariffa che tenderà a aumentare. Ma soprattutto una delle cose secondo me paradossali e pazzesche è stata l'introduzione del profitto garantito, cioè la remunerazione garantita sui costi investiti, sulle spese, sugli investimenti fatti. Allora io credo che qua ci siano artigiani, ci saranno professionisti, ci saranno imprenditori. Io vorrei sapere, alzi la mano chi ha cominciato un'impresa a cui dicono
ti garantiamo un minimo di profitto in base a quello che tu investi. Credo che nessuno, cioè la famosa, anche all'interno della loro logica di mercato, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Nessuno inizia un'impresa sapendo già di guadagnare certamente in base al capitale investito. E questa introduzione, l'introduzione di questo principio che viola, io non sono uno che, come dire, ama le logiche di mercato, diciamo così, ma questo viola lo stesso loro concetto di liberismo, gli stessi concetti di liberismo, almeno dal punto di vista economico. E anche questi devono essere garantiti dalla tariffa. E come vi dicevo prima, il cammino della privatizzazione si è spezzata in tantissime leggi. La legge 142, che era quella delle autonomie locali, che molti di voi, almeno gli amministratori, certamente conoscono, altri di testo unico che lo riprendeva, e le leggi finanziarie, un articolo di una legge finanziaria, come voi ricordate, ormai le nostre leggi finanziarie vengono fatte così: articolo 1, poi comma 1932 bis, per cui era difficile riuscire a capire all'interno di una legge finanziaria che cosa toccava l'acqua, che cosa toccava gli ospedali, che cosa toccava questo, che cosa toccava quell'altro, per cui queste cose scompaiono. E poi un decreto ambientale e infine il decreto Ronchi. Le conseguenze della privatizzazione. Tutte queste leggi hanno portato alla trasformazione in Italia da un'acqua di bene comune a merce. L'ha detto bene Florisi prima. Ci hanno bombardato dicendo che era l'Europa che lo imponeva, era il Fondo Monetario che lo imponeva, noi volevamo che l'acqua rimanesse pubblica, ma è l'Europa che ce lo impone. Falso, non c'è cosa più falsa. Eppure questa informazione è passata tramite giornali, è passata tramite televisioni, è diventata quasi una certezza, che invece non è vero. L'Europa dice e lascia libertà di scelta. Se tu dici qualsiasi bene comune, non solo l'acqua, ma secondo me sull'acqua è importante, forse è molto più importante, perché senza acqua si muore. Se si stabilisce che è un bene comune, imprescindibile, che non emerge, che deve essere fuori dai profitti, l'Europa non dice assolutamente niente. Non dice assolutamente niente. Per cui questa è una delle tante informazioni false che passano. La conseguenza di questo è stato che ci sono stati aumenti spaventosi nelle tariffe. E noi abbiamo avuto purtroppo pochi casi, come lo sai. Ne ho conosciuto un altro l'altro giorno, sempre girando per paesi, a Paulilatino. Anche Paulilatino è stato uno di quei paesi che ha mantenuto una gestione comunale sotto controllo. Magari sono pochi, bisogna tornare a prendere esempio da loro. L'aumento delle tariffe, abbiamo avuto una diminuzione dei posti di lavoro, il servizio non è assolutamente migliorato. Dove ci sono le società private o comunque anche società pubbliche ma di diritto privato, le famose PA a Banoa, la qualità del servizio non è assolutamente migliorato. Ci sono stati meno investimenti, ci dicono sempre, uno dei cavalli di battaglia è: se entra il privato
certamente migliorerà il servizio, interverranno nelle infrastrutture, l'acqua non ci saranno più perdite, o comunque verranno ridotte le perdite degli acquedotti, bla 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 bla, tanti discorsi. Da quando c'è questa situazione, soprattutto nella Sicilia, l'ACEA di Roma, alcune in Toscana, non sono assolutamente migliorate. Le perdite continuano a essere perdite. Questo perché? Perché loro dovrebbero ricavare il denaro da investire nelle infrastrutture dalla tariffa. Allora già sono aumentate dal 100 al 300% a seconda delle zone. Se loro dovessero mettere i famosi 40-60 miliardi che servono per rifare queste strutture, immaginatevi voi cosa potrebbe diventare una tariffa. Per cui abbiamo non solo, ma ci sono stato anche un calo di investimenti rispetto fra il 90 e il 2000. Insomma, queste poi sono non sono fonti, la fonte di queste informazioni non sono quelle come dire, partigiane del Comitato del Forum Nazionale dell'Acqua, sono informazioni prese dall'Unione Camere, per cui sono dati Istat. È chiaro, no? Che a questo punto qualcosa non ha funzionato. E soprattutto, come dire, dal punto di vista di un principio, la mancanza di trasparenza e di partecipazione democratica, l'utilizzo di forme privatistiche, da una parte di privatizzazione totale come quella dell'ACEA, ma dall'altra anche come quella che hanno ben illustrato gli amici di Olzai, il mancato controllo, la mancata trasparenza rispetto alle gestioni di una SpA, anche se pubblica. Perché? Perché a questo punto io paradossalmente riuscirei a capire di più la SpA privata, no? Cioè una SpA è privata, io costituisco una SpA perché voglio costruire qualcosa, voglio fare qualcosa e avere i miei profitti. L'utilizzo di una forma di diritto privato utilizzata dal pubblico non può che farmi pensare al peggio. Perché? Perché io bypasso quelli che sono i controlli della Corte dei Conti, posso assumere senza concorsi, posso creare potere. Per cui l'utilizzo di queste forme per me è ancora peggio rispetto alla privatizzazione vera e propria, quello che potrebbe, nel senso che un privato lo fa perché vuole guadagnare. L'utilizzo invece di forme privatistiche da parte di un ente, da parte di enti pubblici, secondo me è per costruire centri di potere clientelari, i famosi voti di scambio. Come dicevo, la fonte è Union Camere, per cui non ci stiamo inventando niente. Qui brevemente vorrei ricordare insomma, con questo il comitato chi siamo. Il comitato che poi si è costituito nel forum italiano dell'acqua è nato da piccole comunità che si sono ribellate, come quella di Olzai, ce n'è stata un'altra che si è ribellata da un'altra parte, gente che piano piano si è messa insieme e, come dire, ha ricreato, che ha sentito l'esigenza di riappropriarsi
al di fuori degli schemi politici ormai fermi alla semplice rappresentazione parlamentare, di ricominciare a fare politica dal basso, ricominciare a fare politica nei propri luoghi, a fare politica come l'hanno fatto a Ozai, come l'abbiamo fatta a Nuoro con il gas, come la stanno facendo i ragazzi di Comunità Sinistra a Gavoi. Lavorare nelle comunità, e poi insieme, tutti quanti insieme, si sono ritrovati per cercare di come dire, mettere insieme tutte queste forze e trovare poi una sintesi. La prima sintesi che era stata trovata, sempre proprio sull'acqua, era stata una proposta di legge che è stata portata in Parlamento. Una proposta di legge che, per essere presentata e poi si chiede di essere discussa, ha bisogno solo di 50.000 firme. Solo di 50.000 firme. In pochissimo tempo, questa legge, studiata poi dai giuristi, persone anche di una certa levatura, stiamo parlando insomma di gente come Rodotà, ecco, perché non Gianfranco Pina, laureato in giurisprudenza, che si è messo a scrivere una leggina, cioè persone che sanno di che cosa parlano. Una legge che è stata discussa e ha raccolto 400.000 firme. Questa legge dal 2007, cioè stiamo parlando di oltre 4 anni, giace, non sappiamo in quale cassetto di quale commissione, vaga, è probabilmente un fantasma che si aggira all'interno delle stanze del Parlamento. Nessuno l'ha mai voluta discutere. E qua devo dare atto purtroppo a Esther quando dice che sull'acqua ci sono stati purtroppo gli interessi sia di sinistra, sia del governo di sinistra, sia dei governi di centrodestra. È indubbio che quello a cui assistiamo oggi è uno sfacelo totale, però si poteva fare prima. Vabbè, questa è solo una cronistoria del percorso dell'acqua, e visto che non si è arrivati alla discussione della legge, si è deciso, nell'imminenza della totale privatizzazione riportata dal decreto Ronchi, che stabilisce che entro il 31/12/2011 almeno il 40% anche delle società come quella di Abbanoa devono essere vendute ai privati. Chiaramente questo è il primo passo. Comunque, anche se rimanesse solo il 40% e ipoteticamente il pubblico avesse questo 60%, se questo pubblico del 60% è costituito da tutti i comuni da tutti i comuni della Sardegna, che ognuno di loro contano lo 0,5%, il 3%, il 14% di Cagliari, bla 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 bla. Se un privato ha il 40%, voi mi insegnate che chi ha un pacchetto azionario del 40% è il controllore, come minimo ne avrà l'amministrazione, per cui l'utilizzo dello strumento privato l'utilizzo degli strumenti di diritto commerciale sarebbe una rovina, per cui questo sarebbe solo il primo passo. Poi loro dicono almeno il 40%, questo non vuol dire, per cui nessuno vieta poi di vendere il 50, il 60, il 70, eccetera, eccetera. Considerato che non sono tanti quelli che possono permettersi di acquistare azioni degli acquedotti, diciamo così, noi andremo a contare 5-6 famiglie, 5-6
società, fra cui alcune, cito solo la Suez francese, che è una delle più grosse, che è quella che ha i grandi interessi, soprattutto in Africa, di cui ci parlava Florise. Questo vuol dire che loro faranno il buono e il cattivo tempo. Perché? E a questo punto ritorno alla famosa logica di mercato di cui loro dicevano. Non c'è un mercato, non è vero, perché ci sarà una gara, il vincitore può essere solo uno, ma non è che la vince per 2 anni, per 3 anni e poi di nuovo ci sarà una gara per cui c'è un mercato. No, questi avranno delle concessioni che andranno come minimo dai 30 anni in su, per cui diventeranno monopolisti. E allora, considerando appunto che non ce ne sono 100.000 di queste società, ma ce ne sono 5 o 6, semplicemente ci sarà una spartizione della torta. L'abbiamo visto su delle cose ben diverse, insomma, sulle assicurazioni, i famosi cartelli, per cui basta che loro si mettano d'accordo, a me nord, a me nord-est, tu al centro, e avranno il controllo totale di quella che è la. E allora, per questo, visto che non c'era volontà di discutere la legge di iniziativa popolare, non c'era la volontà di fermare la privatizzazione, si è cominciato a raccogliere le firme. Nel giro di pochissimo tempo, in meno di un anno, sono state raccolte oltre 1.400.000 firme. Credo che sia il referendum che ha raccolto il maggior numero di firme. Ma l'altro dato importante è che queste firme sono state raccolte dai comitati promotori, a cui nessun partito, da una parte per una scelta fatta dal Forum Nazionale, che chiedeva che il comitato promotore rimanesse staccato e che gli eventuali partiti che volevano aderire di costituire un comitato di sostegno. Ce ne sono stati veramente pochi, diciamo uno all'inizio, e poi anche lui ha fatto una raccolta di firme a sé. Per cui sono state raccolte dai comitati, sono state raccolte dalla gente. È stato forse uno dei primi referendum nati dal basso. 2 quesiti. Forse se riesco a trovarmi. Volevo leggere i 2 quesiti. Grazie. E come vi dicevo prima, i 2 quesiti abrogano due norme diverse, cioè non sono contenute all'interno della stessa legge. Il primo è la modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, abrogazione. Cioè noi chiediamo che si ritorni al pubblico, che non venga venduto al privato, e questo è quello contenuto nel famoso decreto Ronchi. Il secondo quesito, importantissimo per me, è la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Perché questa è un'assurdità, continuo a dirlo, questa è un'assurdità anche dal punto di vista dell'economia liberista, cioè del liberismo. Non posso io investo e sono sicuro che ho già i ricavi, e soprattutto se poi questi ricadono all'interno della tariffa. Per cui abrogando la prima norma, quella del decreto Ronchi, significa contrastare, infatti aveva ragione Esther, una volta vinti il referendum la battaglia continua, non è finita, perché abrogare la norma significa contrastare questa accelerazione che c'è stata sulle privatizzazioni. Noi la stiamo bloccando, però poi dobbiamo fare una battaglia affinché si ritorni ai servizi pubblici.
che ritorni al servizio pubblico, che ritorni possibilmente alle comunità, siano esse consortili o comunali. Questi saranno ambiti da decidere, ma l'importante è che siano pubblici e che non abbiano forme di diritto privato. E con l'altra è questo dei, come dice il Guarantino, fuori profitti dall'acqua. Se io ho un guadagno da una tariffa, quello che io guadagno, se è pubblico, deve essere reinvestito per migliorare il servizio, non altro. Non deve essere un dividendo per un azionista, sia esso la Suez o il comune di Roma. Devono essere immediatamente reinvestiti dentro perché reinvestiti nelle strutture per migliorare le famose perdite che ci sono nelle fontane, nelle tubature, per migliorare il servizio. Perché a me, quando mi dicono ormai le tubature sono un disastro, perdono il 50% dell'acqua che passa. La domanda che io mi faccio è: ma perché si è arrivati ad avere tubature che perdono il 50%? Non si poteva intervenire prima? Il pubblico li ha sbagliato. E infatti io non sono uno che dice che il pubblico è la panacea. Io dico che deve essere pubblico, ma devono essere i cittadini dal basso a controllare. Certamente, quando c'è entrato il privato, non ci sono stati miglioramenti né di tutti non c'è stato niente, la situazione è solo peggiorata. Ma dico anche che deve ritornare al pubblico, perché voi immaginate situazioni probabilmente anche dove ci sono anche in Sardegna ne potremmo trovare molte, ma prova a immaginare quei paesi di montagna. Secondo voi un privato gli porterà mai l'acqua, ma porterà mai le tubature? Secondo me no, secondo me non lo farà mai. Secondo me noi rischieremo di, quello che era successo con l'Alitalia, vi ricordate, no? Cioè sul bilancio dello Stato erano ricaduti i debiti, si hanno venduto la parte sana, per cui anche loro ormai stanno fallendo di nuovo. E secondo me in una privatizzazione del genere succederà la stessa identica cosa, cioè le tubature al 50% rimarranno allo Stato, che dovrà provvedere. E allora a questo punto noi dobbiamo vigilare, lavorare dal 14, perché i 13 festeggiamo, bene? 13 festeggiamo. Poi dal 14 ricominciamo, perché il percorso non è finito con i 4 sì e referendum. Ce l'avevo anche qua, non so come. Va bene, questo è il primo quesito, quello appunto finalizzato a impedire la totale definitiva privatizzazione. E il secondo è quello che dice proprio fuori i profitti dall'acqua. Se noi dopo che noi abbiamo vinto il referendum, si rilancia la ripubblicizzazione dell'acqua e a livello, immediatamente gli enti locali intanto possono recuperare l'autonomia sui servizi. Guardate bene, non è solo sull'acqua, se si vince, poi ci saranno anche i trasporti, cioè tutti quei settori che sono stati privatizzati, tutto verrà rimesso in discussione, cioè sarà una catena niente male, cioè sarà la scuola che sta rischiando però là è diverso, non sulla scuola è diverso, no? È diverso, però tutti i servizi che sono stati privatizzati si potrà ritornare indietro. E le tariffe dell'acqua, soprattutto, immediatamente potranno essere ridotte
della quota pari a quella che è il profitto garantito, che il minimo, ripeto, il minimo è il 7%, per cui già, come dire, potremmo avere un tornaconto immediato. E a questo punto noi avremo, come dire, i privati non avranno più interesse, e per cui a questo punto, a parer mio, il pubblico può veramente intervenire, e bisognerà a questo punto veramente vigilare attentamente, perché il Parlamento dovrà, come dire, procedere ad approvare una nuova legge sui servizi pubblici, in cui la prima cosa deve essere scritta è quella che l'acqua non è una merce, l'acqua è un bene comune indisponibile. E sarà a questo punto, come dire, faccio un po' di propaganda, vorrei rilanciare quella che era l'iniziativa di legge popolare. Florisi ha parlato dei famosi 50 litri, che sono il fattore minimo di sopravvivenza per una persona. Quando lei parlava, mi sono ricordato di un film, non di un film, di un documentario che sono andato a vedere, che ci aveva trasmesso, ci avevano fatto vedere un filmato di un'associazione di cui facciamo parte con una bambina del Burkina Faso che abbiamo in affido a distanza. E c'era questo contrasto incredibile. Da una parte un reddito pro capite di circa 3 euro, quelli che stavano bene, 3 euro, 2 euro al giorno, di cui più della metà andava in acqua. Dall'altra, privatizzazione dell'acqua, sempre in Burkina Faso, di una società francese, non ricordo se era la Suez, ma comunque una società francese, il cui amministratore delegato era stato ripreso, cioè l'intervista era fatta con, sto parlando di Africa, una piscina dietro, non so se olimpionica ma molto grande, e dietro ancora un campo da golf. E questo dà la dimensione mi dava la dimensione. I 50 litri, per cui ecco, quando parlavo dei 50 litri io ho pensato a quel filmato, ho pensato a quella bambina e a quelle bambine. La legge di iniziativa popolare nei suoi principi chiede che i famosi 50 litri siano gratuiti per tutti, perché tutti hanno diritto all'accesso all'acqua, chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere. Non stiamo chiedendo di dire fammi vedere la tua dichiarazione di redditi, allora a te 50 litri non ti do. 50 litri per tutti, perché quello è il minimo sopravvivenza. Poi una fascia da stabilire, che possono stabilire le comunità, le regioni, secondo come è fatto, per un massimo fino a 300 litri, 250, come dire, di famoso fabbisogno, però per un massimo, fino a un massimo di 300, poi e questo, come dire, tariffato con a scaglioni. Oltre diventa spreco, perché 50 con 300 litri al giorno ce n'è in abbondanza, lo sappiamo benissimo, noi la sprechiamo. Allora, per non incentivare lo spreco, oltre questo deve essere veramente pagata a cara. Per cui, come dire, educazione civica al risparmio. Si chiede di svincolare dalla tariffa e di fare inserire, per quanto riguarda le strutture idriche, che le strutture idriche vengano finanziate non dalla tariffa ma dalla fiscalità. Per cui aumento delle tasse. No, nella
proposta di legge si chiede che, siccome noi paghiamo le tasse, che il 5% delle delle imposte destinate alle spese militari venga dirottato sulla gestione dell'acqua. Chiaro, poi vabbè, la legge poi chiaramente è più complessa, però questi sono i principi che muovono il forum. E allora niente, io la chiuderei così. Voglio leggere il sotto. Sono sempre per i fogli, poi quando mi servono non mi trovo mai. E il forum nella sua proposta di legge parte dall'articolo 43 della Costituzione, che dice: ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione e salvo indennizzo allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti, capite bene? Cioè stiamo parlando dei cittadini, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Noi avevamo già la soluzione già dal 1948, articolo 43 della Costituzione. Io vi invito a votare, chiaramente a votare sì a tutti i referendum. Prima di chiudere, come dire, noi il 10 giugno, l'ultimo giorno della campagna elettorale, faremo una manifestazione a Nuoro, una manifestazione colorata, lenzuola azzurre, simuleremo l'acqua, biciclette, cercheremo di fare di tutto. Stiamo invitando anche i sindaci, qualcuno si sta incaricando di contattare i sindaci e chiedere a loro di aprire le manifestazioni, se vogliono venire proprio come rappresentanti delle comunità, per cui con le fasce tricolori, e aprire la manifestazione, perché sia ancora un forte segnale che questa è una battaglia dal basso, una battaglia che dobbiamo vincere. Grazie.